Il rapinatore con la coppola e i guanti bianchi sembrava aver fatto tutto da solo la notte del 9 dicembre, quando con una smerigliatrice elettrica aveva aperto la vetrina della storica boutique Duca d'Aosta del centro di Padova e aveva fatto razzia di borse e abiti griffati, un bottino da 100.000 euro. In realtà ad agire era stata una banda sgominata 3 mesi dopo grazie alle indagini della squadra mobile di Padova. Le sequenze del colpo, riprese dalle telecamere del negozio, mentre le videocamere cittadine hanno seguito il percorso a piedi del ladro fino alla sua auto parcheggiata ad un centinaio di metri, una vettura a noleggio. Seguendo i movimenti del mezzo, i poliziotti sono risaliti al ladro, un cinquantenne serbo già denunciato per furti in negozi di brand di lusso. Nella notte del colpo a Padova c'era anche un altro connazionale, un 45enne con precedenti simili, e tra i due c'erano stati numerosi contatti telefonici. Il suo ruolo infatti era quello del palo. Dopo il colpo di Padova, i due a gennaio a Firenze sono stati arrestati mentre stavano facendo un furto in una boutique del centro storico del capoluogo toscano. I poliziotti padovani, ricostruendo i contatti dei due, hanno poi identificato anche un terzo complice, un sessantenne serbo, che invece era incaricato di trasportare la merce rubata all'estero. Il giorno dopo il furto al Duca d'Aosta, infatti, aveva ricevuto 2 valigie chiuse con dei lucchetti. Il blitz dei poliziotti nel garage dell'abitazione in provincia di Vicenza, dove vive il sessantenne, che ha permesso non solo l'arresto dell'uomo, ma anche di ritrovare e sequestrare 60 kg di sigarette di nazionalità serba importate illegalmente nel nostro paese destinate al mercato nero.